Una notizia estiva mi era rimasta in memoria, no? Come qualcosa da approfondire. Estate 2023, in diversi giornali cartacei online, bufera di polemiche per la sanatoria degli abusi sulla costa, bufera sulla nuova legge urbanistica, si studia un condono sulle case al mare in Sicilia e polemica. Mi è rimasto un po' come rumore di fondo, mi colpiva quanto se ne parlasse, e poi il tema della sanatoria sulla costa, da cittadino che ama il mare, era una cosa che mi dava fastidio concettualmente, però devo dire che in maniera un po' pigra mi ero fermato lì. È una notizia che riprende vita a inizio del 2024 perché la Commissione Territorio dell'Assemblea regionale siciliana, perché appunto stiamo parlando di una norma che si sta sviluppando qui in Sicilia, la Commissione ha approvato il disegno di legge, che è un disegno di legge su una riforma urbanistica più ampia. Perché mi torna in mente intorno, diciamo, a ottobre? Perché in famiglia passo per quello che trova le cose sui siti difficili della pubblica Ma non amministrazione, solamente in famiglia. ma non solo in famiglia. Perché per una storia, diciamo, personale familiare c'era una casa che poteva essere in qualche modo colpita da questa riforma. Allora mi dicono: Andrea, vai a cercare. E io devo dire, è vero, c'ho un po' di metodo, ma soprattutto qui l'ho più sereno perché sul sito dell'Assemblea regionale siciliana, l'ARS, che fra l'altro dal punto di vista storico è uno dei parlamenti più antichi del mondo, cercare Wikipedia, c'è fra l'altro una piccola lotta, se non sbaglio, con un altro parlamento, credo del Regno Unito, e ha una bella sezione che si chiama E-Democracy, che avevo già guardato negli anni scorsi, che ha un buon motore di ricerca. Fra l'altro c'è un motore di ricerca abbastanza per nerd, nel senso che c'è pure il manuale, è difficile, però è interessante perché puoi fare n cose. E questo è un po' a differenza del motore di ricerca per quanto riguarda le ordinanze dirigenziali o sindacali del Comune di Sì, Palermo. non c'è paragone rispetto a quello del Comune Palermo. Questo è un sito potenzialmente molto ben fatto, chiaramente un motore di ricerca da solo, senza gli oggetti da ricercare, Ovviamente. non può funzionare bene. Perché dico questo? Perché ehm, le polemiche non sono sulla norma, sul disegno di legge da costruire, ma in particolare il disegno di legge viene a come data maggio del 2023. Qualche mese dopo viene presentato un emendamento dall'onorevole Assenza, e quindi io non cercavo tanto il testo del disegno di legge, ma l'emendamento, perché l'emendamento toccava il tema della eventuale sanatoria, tra virgolette. Vado quindi bello pimpante, lo trovo subito, e difatti trovo subito il disegno di legge. Gi- Ha una sezione da cui si evince che tu puoi vedere, come dire, un po' tutta la storia del disegno, e mi aspettavo di trovare nella storia del disegno ovviamente l'emendamento, perché è parte fondativa di come viene costruita. O degli emendamenti, perché Ed ce ne possono è- essere anche altri, Esattamente, diversi, insomma. trovo purtroppo soltanto il vecchio testo, quindi io a ottobre del 2023 trovo soltanto la consegna del disegno nella sua prima versione a maggio 2023, e non trovo nient'altro. Quindi diciamo la storia inizia bene perché vai, lo trovo subito il disegno di legge, non trovo la materia prima, cioè l'emendamento che cercavo. Lo diciamo subito, facciamo come in Carlitos Way di Brian De Palma, Al Pacino muore, non esiste alcun obbligo di pubblicazione degli emendamenti, alcun obbligo che si riferisca al seguire tutto l'iter procedimentale di un disegno di legge. Gli unici obblighi che ci sono di pubblicare il disegno di legge, quindi l'inizio e la fine. A questa verità, a questa realtà ci siamo arrivati, non lo sapevamo, non sapevamo che non ci fossero questi obblighi e che noi pensavamo invece essere
esistenti. C'è un po' sconvolto la questione, in base a quello che diremo più avanti, perché questa storia ovviamente continua. La necessità di trasparenza, la necessità di pubblicità, la necessità della conoscenza, ci sembravano che fossero dei concetti da vivere praticamente, da vivere concretamente nell'aspetto legale e nell'aspetto sociale. Pensando che più che il risultato, cioè lo stiamo dicendo subito, non c'è questo obbligo, è più interessante il percorso, il viaggio fatto. Come ci siamo arrivati, come ci sei arrivato a questa verità? E non trovando il documento, ho pensato di fare una cosa secondo me sana, bella direi, cioè, l'ho fatto veramente con entusiasmo, cioè ho letto da chi era firmato l'emendamento, che è l'onorevole Assenza, e Che insomma è un po' inquietante anche, però. sì, Perché, diciamo nomen ma, nomen, diciamo però, sì. gli ho scritto un'email, nemmeno una PEC, ovviamente tutti gli indirizzi degli onorevoli di questa assemblea, ma di credo di tutte le assemblee del mondo, sono pubblici, ho scritto un'email, non mi aspetto una risposta il giorno dopo e semplicemente gli dico salve, onorevole, sono interessato all'emendamento, mi può per favore inviare copia e sollecito un'altra cosa perché io suggerisco sempre di fare in modo che il risultato possa essere sempre messo a fattor comune, ovvero se il PDF viene mandato soltanto a me, io sono informato e diciamo rischia di finire lì, sì, io potrei poi ripubblicare, mando ai giornali locali, ma quello che sottolineo all'onorevole è il fatto che oltre a inviarlo, di metterlo sul sito di Cioè, è Democracy. interessante che sia a disposizione di tutti Esatto, quanti. perché io, come suggerivo all'onorevole, secondo me è un tema di tutti e quindi sollecitavo anche la pubblicazione sul sito dell'Assemblea regionale. Purtroppo non ottengo risposta, passo un po' di tempo, Andrea, faccio. più o meno, tanto per avere un'idea, tu mandi questa email, quanto tempo hai aspettato? Più o meno la Sì, risposta. allora io faccio passare anche una settimana quando mi rivolgo in maniera, come dire, diciamo informale alla pubblica amministrazione. Non c'era un'emergenza, passa una settimana, mando il sollecito, passa un'altra settimana e nel sollecito coinvolgo anche il responsabile, diciamo, della sezione informatica del sito dell'Assemblea regionale perché mi documento, vedo che c'è una figura responsabile e sollecito questo responsabile che è il direttore del servizio informatica e io gli sottolineo che lui è un'interfaccia tra l'Assemblea e la cittadinanza. Anche Eh, perché sostanzialmente immaginavo anche io, che la pubblicazione degli atti, degli emendamenti, fosse un obbligo di Io legge. lo davo come per scontato, nel senso che la trasparenza, se non è sulla costruzione di una norma, su cosa deve essere? Sì, sulle fatture che fa la pubblica amministrazione, sì, chiaramente interessante, però la cosa più importante mi sembra la costruzione della normativa. E allora esiste una figura mitologica, non lo dico in maniera scherzosa, nel senso che è veramente una figura apriporta, un Caronte, che è responsabile della trasparenza, che è un tipo di figura che c'è in tutte le pubbliche amministrazioni. Basta che fate una ricerca in tutti i siti delle pubbliche amministrazioni, si trova, fra l'altro credo che sia un obbligo pubblicare il nominativo e i contatti È un'interfaccia quindi fra il pubblico, la cittadinanza, l'utenza, e l'amministrazione, e eh, serve proprio affinché l'utenza si possa rivolgere anche al responsabile per chiedere che vengano fatte determinate attività che evidentemente la pubblica amministrazione
non ha eseguito. Come titolo, credo nel sito della regione, è responsabile per la trasparenza per l'adempimento degli obblighi di pubblicità. Quindi su cosa è obbligatorio rendere visibile a tutte e tutti. Io do per scontato, in maniera un po' diretta, ma non incavolata, però vado secco, mi rivolgo alla dottoressa Salamone, stavolta in maniera un po' più formale, e dico, dottoressa, è pubblicata la norma, ma non c'è traccia dell'emendamento. La responsabile mi risponde praticamente subito, credo nelle 24 ore, ma come avviene quasi sempre con responsabilità della trasparenza nella mia esperienza, e mi risponde subito con una prima PEC, credo, no, forse email, gentile signore, responsabile trasparenza non ha competenza in ordine al testo dell'emendamento cui fa riferimento, così come su ogni altra questione di carattere legislativo. La prego pertanto di rivolgersi agli uffici della commissione competente. Questo è un poco una risposta abbastanza scioccante, perché ti si dice guarda che non sono io quello che devi chiamare, devi parlare direttamente addirittura con gli interessati che non ti hanno risposto. Lì mi cadono le braccia, non ho detto una piccola cosa in premessa. Io prima di scrivere al responsabile avevo riscritto all'onorevole Assenza, dispiacendomi stavolta un po' incavolato, dicendo onorevole, le ho scritte 2 o 3 volte in 15 giorni, adesso mi trovo costretto a scrivere al responsabile per la trasparenza per accedere a un testo di legge, a un testo di un emendamento. Io scrivo all'onorevole, scrivo in parallelo al responsabile di trasparenza e guarda caso il giorno dopo ottengo pure finalmente la prima risposta dalla commissione che si occupa di questo emendamento, che mi allega finalmente l'emendamento. Quindi già fa un po' strano, perché se io fossi un onorevole che partecipa attivamente alla costruzione di una legge, addirittura pubblicando, chiedendo che venga, no, pubblicando no, ma cercando di far inserire un emendamento alla legge, nel momento in cui c'è un elettore in generale, non un mio elettore, ma una persona che è interessata a questo fatto, dovrei avere tutto l'interesse. Ma l'entusiasmo, ma quante email avrà ricevuto di queste informazioni da elettori? Non parlo dei giornalisti, probabilmente ne avrà avuto tante richieste. A me, ripeto, è dispiaciuta molto constatare questo. Secondo me dovrebbe essere felice qualsiasi onorevole che riceva. Era soltanto un'email informativa, io non avevo fatto nessuna polemica, vorrei essere informato. E invece, in qualche modo, sono stato costretto a rivolgermi al responsabile e guarda caso, non appena ho citofonato all'ufficio del responsabile, in 24 ore ho finalmente avuto la risposta. E questa secondo me è una barriera che non dovrebbe esistere, con un impatto importante. Quindi ti è stato inviato il testo dell'emendamento. Quanto era corposo questo emendamento? Allora, ricevo in realtà un unico PDF con tutti gli emendamenti presentati, quello non era soltanto uno, Okay. la cosa mi ha fatto piacere tutto sommato. Non riesco a ottenere il mio obiettivo vero di fondo. Io non volevo essere la persona informata, io volevo che fosse disponibile sul sito della pubblica amministrazione e io, tra altri 1000, potermelo scaricare e leggere. Quindi lo ottengo soltanto per email. Vai, Gerlando. Una cosa volevo chiederti: il testo del disegno di legge è facilmente consultabile? Cioè, ottieni questo PDF e se tu vuoi fare una ricerca all'interno del disegno di legge... Allora, il disegno, quello presentato a maggio, è facilmente consultabile, è un documento HTML, quindi quello di maggio me lo guardo, me lo cerco una parola chiave, la trovo. In questo che ti hanno inviato invece? E invece arriva l'emendamento e chiaramente, siccome ero interessato soltanto alla questione del mare, 150 metri, faccio subito trova e cerco la parola costa, 150, che sono i metri, e non trova nulla.
E io rimango, dico, ma è possibile? Ma che avranno usato qualche termine burocratese? La costa come si chiama in termini formali? Battigia, No? In realtà guardo un po' meglio e mi rendo conto che era una scansione dell'emendamento. molto ben fatta, perché sei molto subito. Vabbè, non ero praticamente in forma quel giorno, ma non lo vedo subito. Era una scansione. E quindi non posso cercare nessun testo, che è una follia, ma non una follia perché non rispetta la norma, chiaramente è una follia. In questo caso non rispetta la norma. Allora, non rispetta la norma è una norma molto importante, ovviamente, per tutte le persone che hanno difficoltà a leggere. È fondamentale che il testo sia leggibile anche da una macchina, cioè da un lettore automatico che trasforma ad esempio in audio quel testo, in modo tale che chiunque, chi ci vede malissimo, chi non ci vede completamente, possa avere altre modalità per essere informato su quella norma. La norma è una norma vecchissima, è una norma storica importantissima, ma anche Qual è? Se ce la ricordiamo. stanca, credo che Sì, sia. ok. La cosa in cui a volte sbagliamo è fermarci, come dire, al tema di chi ha delle disabilità. Io, che per fortuna non ne ho, avevo bisogno soltanto di ho poco tempo da dedicare a questa cosa, volevo farlo nel più breve tempo possibile, volevo fare ricerca, trovare il testo, approfondire questo tema e poi parlarne in famiglia, che mi aveva chiesto di informarmi. Cosa ho dovuto fare? Ho dovuto trasformare una scansione in testo, è abbastanza banale, però non lo sanno fare tutti. E poi non è detto che comunque con un OCR tu ottieni perfettamente il testo. A volte viene bruttino, viene molto male, alcune pagine di quelle scansioni sono bruttine, e niente, poi finalmente trovo il testo, non ci capisco nulla perché è scritto in super burocratese, non sono stato di grande aiuto, ma ancora una volta un'altra barriera, quindi ricevo finalmente l'emendamento in una modalità che mi ha fatto perdere altro tempo. Quell'emendamento non è andato online, non ho controllato recentemente se c'è, non ho idea se è stato pubblicato, e mi viene restituito come scansione. Questa è stata un'altra bruttura. Anche perché, oltre, come dicevi tu, alla questione relativa al PDF non restituito in forma nativa, Sì. quindi significa non permettere a chiunque di avere un'effettiva conoscenza di quel testo, perché poter ricercare nel testo, poter comparare all'interno del testo, poter lavorare su quel testo. Ma Gerardo, ti interrompo per una cosa che tu nella tua professione ne stai usufruendo. Pensiamo alle applicazioni cosiddette di intelligenza artificiale, no? Un documento di 80 pagine pieno di emendamenti è l'ideale, certo, per chi vuole avere un primo approccio superficiale ma di sintesi su un testo, perché se il testo è leggibile da una macchina, quel testo non era leggibile da una macchina, può essere trasformato da questi motori molto bene in della roba che ti fa una sintesi, una prima lettura, un primo filtro. Tutti ci avrebbero guadagnato, comprese, siamo partiti dalle polemiche estive, comprese articoli giornalistici pubblicati un po' meglio, con un po' di approfondimenti in più. Diciamo, un testo in PDF è un limite anche da questo punto di vista. E ti dirò di più, nelle specifiche relative al processo civile telematico, di questo, quando io devo depositare, ad esempio, l'atto principale, il ricorso, l'atto di citazione, è previsto che io lo depositi sotto forma di PDF nativo. E questo perché? Perché è anche d'ausilio al giudice laddove vuole prendere determinate partite del testo, copiarle e incollarle, può lavorarci. Quindi il processo civile telematico prevede che io l'atto principale lo depositi come sotto forma di PDF nativo. Non c'è uguale obbligo per gli altri atti, perché magari sono, diciamo così, degli atti che io ho ottenuto da scansioni e quant'altro, ma quello deve essere fatto in questa maniera e ha un preciso senso. Tutta questa vicenda ci porta a effettuare un paio di considerazioni.
La prima è che purtroppo gli obblighi di pubblicità sono visti solamente in funzione della lotta alla corruzione. Trasparenza come lotta alla corruzione, che è un bellissimo concetto, ma non è solamente questo. La trasparenza è ben di più, è un abito mentale. E la trasparenza conduce a favorire la partecipazione del cittadino all'attività politica, all'attività sociale. Se non c'è questo, è inutile parlare di lotta alla corruzione. La lotta alla corruzione non si fa con una norma penale repressiva, o non solamente con questa. O pubblicando soltanto fatture, diciamo. Esattamente. Quindi partecipazione, c'era la famosa canzone di Giorgio Gaber, La democrazia e partecipazione, la libertà e partecipazione, e diritto alla conoscenza, il conoscere per deliberare, perché è un'altra cosa che noi ci domandiamo. Ma se ti hanno restituito quel file in quella maniera, io vorrei sapere gli altri onorevoli come hanno lavorato su questi documenti. Sul cartaceo? Chi doveva migliorare quel testo? Che opportunità ha avuto per farlo? L'altra questione è nell'invocare la necessità di una pubblicazione integrale dell'iter di una legge, degli emendamenti, dei lavori. I lavori della Camera, ad esempio, sono parte importante, a mio avviso, per l'interpretazione di una legge. Il fatto che sia accolto un emendamento o non sia accolto aiuta a interpretare. Su questo ti vorrei leggere, che secondo me è molto interessante dal punto di vista della storia. Io sono tante le email, tanti gli scambi. Allora a un certo punto faccio una domanda diretta in questo dialogo con responsabile della trasparenza e le chiedo: ma per lavori in sede legislativa o lavori di commissione e o per gli emendamenti di un disegno di legge non sono previsti obblighi di pubblicità? Perché mi sentivo, come dire, Non ci credevo. Non ci credevo. E allora l'onorevole, la responsabile, ancora una volta mi risponde praticamente immediatamente e leggo perché secondo me è molto interessante. Gentile signore, solo una precisazione in merito ai compiti del responsabile della trasparenza che sono limitati al monitoraggio del rispetto degli obblighi di pubblicità sul sito degli atti e documenti da immettere online nella sezione amministrazione trasparente. C'è su ogni sito della pubblica amministrazione una sezione che si chiama amministrazione trasparente in cui ci sono obblighi molto stringenti sull'elenco dei tipi di documenti. In questo elenco non ci sono gli emendamenti oggetto di questa nostra discussione. E l'email interessante continua, dice: non di meno sarà cura degli uffici della commissione interessata, cui ho già rappresentato il problema compatibilmente con i propri carichi di lavoro, quindi appena possono, connessi con la sessione di bilancio appena avviatasi, provvedere al più presto alla pubblicazione degli atti, perché ripeto, il mio obiettivo è che quell'emendamento non fosse soltanto nella mia email, ma che fosse pubblica, in armonia con le previsioni in tema di pubblicità delle sedute di commissioni medesime. E quali sono gli obblighi di pubblicità delle sedute di commissioni medesime? E lei lo precisa dopo. Le ricordo infatti che la pubblicità dei lavori delle commissioni è assicurata mediante sommari che riportano una sintesi dell'attività svolta e sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Assemblea, eventualmente corredati da allegati come il fascicolo degli emendamenti. Quindi, in super sintesi, c'è un obbligo, ma l'obbligo consiste nel, ovviamente, date di calendario, gli ordini del giorno e la sintesi dei lavori. Allegare documenti fondativi come i testi degli emendamenti è qualcosa che eventualmente verrà fatto, e quindi è un po' a scelta della commissione di chi gestisce. Perché riteniamo che pubblicare invece tutto l'iter di una legge sia importante? E su cosa si fonda? Su quali sono i principi che reggono questa nostra convinzione? Sono dei principi, ovviamente, il principio di partecipazione sancito dalla Costituzione italiana all'articolo 2, all'articolo 3, seconda, all'articolo 75 che parla del referendum abrogativo. La partecipazione si deve, per essere effettiva, deve avere gli strumenti, la possibilità di partecipare. C'è anche l'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, cioè il diritto di informarsi, il diritto di essere informato e il diritto di informare.
la frase appunto di Einaudi, no? Conoscere per deliberare, l'articolo 64 della Costituzione, le sedute sono pubbliche. Le sedute dell'Assemblea regionale sono pubbliche, vengono trasmesse, e allora perché non vengono pubblicati quegli atti che mi danno la possibilità di conoscere, di informarmi, di capire cosa sta succedendo, di valutare l'attività dei miei E a maggior forza rappresentanti? se i lavori di commissione, che non vanno su YouTube, perché i lavori dell'assemblea vanno su YouTube, i lavori di commissione non vanno su YouTube, a maggior forza, visto che Certo. la seduta non è pubblica se ci vado, ma non è pubblica nell'efficacia, diciamo, della diretta online, a maggior forza allora pubblichino anche gli emendamenti. Dialogare con la pubblica amministrazione. Qual è il metodo? Allora, chiaramente l'esperienza insegna, rispetto al dialogo con la pubblica amministrazione sento dire spesso al bar, nei salotti, nei tavoli, che è difficile, non rispondono mai, sono tutti brutti e cattivi. Io nella mia esperienza, che tu conosci bene, ottengo sempre risposte, sono veramente pochi i casi in cui il dialogo non si riesce a portare avanti. In questo caso ho avuto una risposta negativa, nel senso che, no, negativa, ho avuto un po' di difficoltà, tante email, quindi diciamo il metodo è semplicemente un po' informarsi, e conoscere se ci sono delle porte principali da cui entrare. Nel caso della trasparenza, chiaramente sapere che esiste una figura di responsabile della trasparenza della pubblica amministrazione è un fatto fondativo, quindi il primo consiglio rispetto a questo è cercare sul sito della pubblica amministrazione chi è responsabile, qual è il suo indirizzo, se ha un'email, se ha una PEC, se ha un telefono, e contattarlo. E dopodiché io ho delle tecniche veramente scemissime, nel senso che chiaramente il presupposto è essere sempre educati, precisi, nel senso che nessuno vuole perdere tempo, né io che voglio informarmi, né chi mi deve rispondere deve perdere tempo, quindi cerco di fare una domanda molto ben mirata, molto ben costruita. Mi metto la sveglia, nel senso che non parlo degli obblighi di risposta, cioè ci sono alcune norme che prevedono una risposta entro 30 giorni, in quel caso mi metto una sveglia a 30 giorni e verifico se nessuno mi ha risposto. In questi casi, che era un dialogo molto informale anche, ho detto vabbè, mi metto una sveglia tra una settimana, se non mi risponde gli mando un sollecito, e questa cosa l'ho fatta per 2 giri, finché poi non mi sono rivolto al responsabile per la trasparenza, che invece mi ha risposto quasi sempre in 24 ore o giù di lì. Quindi non incavolarsi, perché si rischia poi di portare, come dire, su altri temi il dialogo, quindi sempre un po' di serenità, continuare a ripetere, sbattere, fare sempre la stessa domanda, e aspettare. E io devo dire che più o meno con un po' di educazione, un po' di testatura, un po' di sveglie, si riesce a dialogare con soddisfazione. Cosa voglio sottolineare? Che per fare tutto questo c'è un'esperienza alle spalle, ho dovuto studiare, ho dovuto provarci, ho dovuto capire come funziona, e ho dovuto dedicare anche questa volta tanto tempo. Ora non mi ricordo se alle spalle di tutto questo ci sono circa una decina di mail, e c'è tutto anche un po' di studio su alcune robe normative e informative. E allora, con la pubblica amministrazione chiunque può parlare, e secondo me quasi chiunque può ottenere risposta nelle modalità più tipiche, l'email, la PEC, la telefonata. Non mi piace il fatto che comunque ho dovuto dedicare troppo tempo, io volevo soltanto, la domanda era semplice, per favore vorrei il testo dell'emendamento. Secondo me questa cosa è questa frase, non richiede nient'altro di più, e la risposta era: dottor Borruso, l'alleghiamo, quindi anche la risposta secondo me non richiede. Invece ho dovuto dedicare tantissimo tempo e ci ho dovuto mettere la mia conoscenza di dominio, la mia esperienza. Ma se sei educato, se partecipi, se ti informi
se vuoi veramente avere della conoscenza, se fai tutto questo, sei una testa di nicchia. Teste di nicchia è un podcast autoprodotto. È scritto da Andrea Borruso e Gerlando Gibilaro. La cura editoriale, la supervisione e il producer sono assenti. In redazione non c'è nessuno. La post-produzione ed il montaggio non sappiamo cosa significhino. Le musiche sono di Strasburgo Series. Le fonti dei contributi audio sono indicati nella sinossi.